Bentrovati amici della grande musica classica. Questa settimana vi proponiamo il concerto che l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1 hanno tenuto lo scorso Ferragosto al Tempio del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene. E a dirigere i solisti di Radio Veneto 1 il maestro Giorgio Sini, che è qui con noi in studio. Bentrovato maestro. Grazie caro Emanuele e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori e quelli che ci seguono a questi concerti itineranti. Abbiamo molti appassionati ormai. Davvero numeroso il pubblico sì. Che segue anche Veneto 1 Classica sulle frequenze di Radio Veneto 1 il sabato e la domenica, e tutti questi appuntamenti davvero molto seguiti anche sulle frequenze di Eden TV. E questo concerto che andremo a vedere rientra nel programma del Prosecco Classic Festival, che in quest'anno vuole celebrare e ricordare i 100 anni dalla Grande Guerra in onore di tutte le vittime civili e militari. E il concerto che andremo ad ascoltare e vedere tra pochissimo è in gran parte dedicato a Venezia, ai grandi compositori veneziani, e cominceremo con un concerto di Vivaldi, un concerto nuovo anche per i nostri ascoltatori. Diciamo insomma che l'abbiamo messo la prima volta nel nostro programma, nel programma di solisti di Radio Veneto 1, e è un concerto molto bello, interessante, che ora andremo ad ascoltare. È il dialogo tra questi due violini, infatti è il concerto per due violini e archi. Sentiremo naturalmente l'abilità e la grande maestria di Paolo Tagliamento e di questo nuovo artista, new entry, Luca Mares. Era molto molto bravo, e sentiremo un po' la vivacità di questo concerto. Poi Vivaldi, sappiamo bene, era sicuramente stato un grande compositore, un grande artista veneziano, e unitamente al fatto che ci trovavamo in alta quota, nelle Pianezze, nella balconata che dà poi tra l'altro verso la Laguna Veneta. Il concerto per due violini in La maggiore RV 519, violini solisti Paolo Tagliamento e Luca Mares. Buon ascolto.
Davvero bello questo concerto per due violini in La maggiore RV 519 di Antonio Vivaldi, con protagonisti due grandi violinisti, Paolo Tagliamento e Luca Mares. Li abbiamo sentiti davvero duettare in maniera sublime. Beh sì, confermiamo quello che poi abbiamo detto all'inizio, e che questo concerto ha aperto questa vivacità del dialogo tra questi due nobili strumenti che sono i violini. E poi sappiamo bene che anche Vivaldi è stato un grandissimo violinista, e lo confermano poi questi Queste brani. sue composizioni. Assolutamente. Tra poco andremo ad ascoltare un pezzo di Johann Sebastian Bach, quindi usciamo dal repertorio veneziano, ma rimaniamo sempre con un brano dedicato al violino, in questo caso al violino solo, con Paolo Tagliamento. Anche qui non ci sarebbe bisogno di presentazioni. Sicuramente un giovane talento, sappiamo tra l'altro che si è diplomato alla giovanissima età di 15 anni al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, insomma non è poco. Oltretutto lui ha questa concentrazione assoluta, è proprio dentro, diciamo, proprio nella musica, e poi lo vediamo anche poi quando suona. Capacità Questa, interpretativa sì, davvero di altissimo livello. Assolutamente sì. E tra l'altro lo conferma anche il fatto che è stato vincitore del premio Lipizzer a Gorizia, un premio molto prestigioso. Sì, Insomma. che un italiano non vinceva da 34 anni. Insomma, Esatto, quindi... da quando praticamente è nato il concorso, nessun italiano lo aveva mai vinto, Ecco. e Paolo Tagliamento è il primo. E il parterre era di altissimo livello, insomma, i concorrenti presenti. Ma assolutamente sì, sappiamo che in questo concorso anche a parte della commissione ci sono nomi illustri, e insomma è un concorso direi che forse fra i più importanti a livello internazionale. Ancora complimenti a Paolo Tagliamento, ma soprattutto andiamo ad ascoltarlo in questa esecuzione di Bach, la sonata numero 2 in La minore, BWV 1003, violino solista Paolo Tagliamento.
L'interpretazione del violino solo Paolo Tagliamento in questa sonata numero 2 in La minore BWV 1003 di Johann Sebastian Bach, Paolo Tagliamento qui conferma il suo grande valore. Ma ha tenuto inchiodato, devo dire, il pubblico nel più assoluto silenzio. Quindi l'interpretazione è stata veramente di levatura artistica non da poco, non da poco. Nel prossimo brano che andremo ad ascoltare e vedere per gli amici che ci stanno seguendo anche su Eden TV, in questo concerto dei solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, è un concerto con protagonista il violoncello ed è eseguito da Giuseppe Barutti. Abbiamo effettivamente degli artisti di vero rango artistico come Paolo Tagliamento e adesso appunto il grandissimo violoncellista Barutti Giuseppe, che in questo caso, tra l'altro, in questo concerto di Vivaldi, nel terzo movimento, andremo a sentire delle variazioni costruite proprio da lui. Una licenza che solo un grande artista come Giuseppe può permettersi. Il concerto per violoncello e archi in La minore RV 419 di Antonio Vivaldi, i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, violoncello solista Giuseppe Barutti. Buon ascolto.
Sì. Ritorniamo negli studi di Veneto 1, prosegue il nostro appuntamento con il Prosecco Classic Festival che quest'oggi vi stiamo proponendo nel concerto di Ferragosto al Tempio del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene. Il nostro programma, il programma di questo concerto, prosegue con un nuovo strumento solista che, accompagnato dai solisti di Radio Veneto 1, eseguirà un bel concerto di Tommaso Albinoni. In questo concerto il compositore veneziano propone l'oboe, interpretato dal maestro Stefano Marangoni. Beh, sì, direi interpretato molto bene, perché sappiamo che poi l'oboe è uno strumento anche impegnativo e difficile, richiede notevoli doti anche fisiche, non solo interpretative naturalmente. L'oboe in effetti, se si sente un po' il suo, ascoltiamo bene la sua sonorità, quasi angelica, mi verrebbe sì, da dire. si associa molto a Venezia. Io quando sento l'oboe immagino Venezia. Difatti vi invito ad ascoltare questo concerto e in particolar modo il secondo movimento, perché ha qualcosa di veramente molto veneziano. E allora andiamo ad ascoltare il concerto per oboe e archi, numero 2, opera 9 in re minore, Tommaso Albinoni, qui interpretato dai solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, all'oboe il maestro Stefano Marangoni. Buon ascolto.
Rientriamo in studio dopo questo concerto di Tommaso Albinoni per oboe e archi con il maestro Stefano Marangoni all'oboe solista. Prosegue il nostro concerto, il Prosecco Classic Festival a Pianezze di Valdobbiadene, con l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, che andremo ad ascoltare in una veste un po' particolare. Ma sì, è un brano poi tanto conosciuto perché l'aria sulla quarta corda è una delle melodie tra le più famose. Una delle hit, possiamo hit. dire, della musica classica. Assolutamente. E siamo concessi però una licenza in questo caso, una piccola licenza interpretativa. Nel ritornello, la seconda parte di questo brano, abbiamo messo in risalto il primo violino, Paolo Tagliamento. Nella seconda parte, nel secondo ritornello, invece, il violoncello di Barutti. Verranno fuori in un dialogo, diciamo, un dialogo che è un po' come fosse una preghiera, diciamo, verso l'universo, che è un brano che ha una melodia, direi, universale. Aria sulla quarta corda, Johann Sebastian Bach, i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
Rientriamo qui nei nostri studi, dopo aver ascoltato l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, i solisti di Radio Veneto 1 nella loro tappa al Tempio del Donatore nel concerto di Ferragosto all'interno del Prosecco Classic Festival concludono il loro programma con un altro grande brano di musica di Wolfgang Amadeus Mozart, Eine kleine Nachtmusik. Andremo ad ascoltare l'Allegro. Una piccola notte di musica, Eine kleine Nachtmusik, è un pezzo sicuramente tra i più conosciuti di Mozart, assieme alla sua sinfonia numero 40, no? Pararam, pararam, pararara. Questo dice pam, 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 per chi non la conosce, e quindi, devo dire che qui in questo caso i solisti di Radio Veneto 1 hanno dato un'interpretazione molto vivace e interessante. In effetti il brano è in do maggiore e il primo movimento è proprio di carattere anche allegro e spiritoso, come lo era poi tra l'altro anche Mozart, era un personaggio molto estroverso e particolare. Eine kleine Nachtmusik, il primo movimento, l'allegro, interpretato dai solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini.
E questa era l'interpretazione dei solisti di Radio Veneto 1 del primo movimento, l'Allegro di Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart. E questo chiudeva il programma del concerto di Ferragosto al Tempio del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene nella nuova tappa del Prosecco Classic Festival. E questa rassegna vuole davvero continuare a portare la grande musica in mezzo alla gente, lo sta facendo, insomma è un po' questa la finalità di questi concerti che vedono appunto i solisti di Radio Veneto 1, il maestro Giorgio Sini e tutti i grandi protagonisti musicisti che suonano nella nostra orchestra da camera, protagonisti. Beh certo, insomma è il nostro compito, musicista, di portare questa nobile arte, vi ho raccontato, nel più vasto pubblico possibile e far provare poi le emozioni belle e vere della musica. Ma in questo caso abbiamo fatto poi questo bis che è appunto il temporale dall'estate, dalle 4 stagioni di Vivaldi. Un brano sempre molto richiesto, e a proposito di passione, di coinvolgimento, sicuramente il pubblico qui resta davvero inchiodato alla seggiolina. Beh, si dice che quando lo si suona poi scateni veramente il temporale, perché Vivaldi ha descritto tra l'altro le stagioni in maniera veramente magistrale e in questo caso tra l'altro è anche un po' la nostra sigla, la sigla dei solisti di Radio Veneto 1. Attenzione, quindi direi, consiglio di aprire gli ombrelli se li avete anche a casa, perché potrebbe magari dentro casa no, per chi è un po' più scaramantico non porta granché bene. Comunque andremo ad ascoltare tra pochissimo questo brano dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Prima però è giusto ricordare e ringraziare l'amministrazione di Valdobbiadene, l'amministrazione di Miane, il club Amici della Montagna e Colomberotto Culture che credono in questo progetto, lo sostengono e grazie a loro portiamo davvero la grande musica in mezzo alla gente con Prosecco Classic Festival. Ringrazio ancora il maestro Giorgio per essere stato con noi, grazie. Grazie ancora a tutti voi. E andiamo ad ascoltare dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi, dall'estate, il temporale. Ancora protagonista i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, il violino solista, in questo caso Paolo Tagliamento. Ancora grazie per essere stati con noi, un grazie agli amici di Veneto 1 e ai telespettatori di Eden TV che ci hanno seguito. Grazie ancora e al prossimo appuntamento del Prosecco Classic Festival. A risentirci! Thank you.